tutto il mondo della politica, sia cittadina che regionale, si sta muovendo, inviando messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'illustre bassanese Pietro Fabris. Le condoglianze alla famiglia Fabris sono arrivate anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha scritto: con la scomparsa di Piero Fabris non perdiamo solo un pezzo della storia della nostra regione, ma anche un certo stile di fare politica intesa come servizio, attenzione a valori e tradizioni, lungimiranza e amore per il proprio territorio. Con tanta commozione lo ricordano i suoi amici bassanesi, colleghi di partito, amministratori. Anche quando ha finito la sua battaglia politica non si è mai dimenticato della città, l'ha sempre guardata con l'occhio di chi l'amava. Prima di tutto utilizzando strumenti culturali come la biblioteca e il museo per rendere viva il ricordo della città in termini storici e anche di protagonismo, se mi si può dire, di carattere culturale. E poi nel sociale, quando è diventato presidente della Casa di Riposo, ricordato indimenticabile per il suo atteggiamento non solo di benevolenza ma di grande rispetto verso quel mondo dei cosiddetti vecchi anziani. Era un grande amico, era un maestro per noi giovani amministratori, lo sentivamo quasi tutti i giorni. Quando andavamo a Venezia, mi rimane ancora impresso un fatto, ci chiamavano: voi venite dalla Repubblica di Bassano del Grappa. Bassano aveva un ruolo nel Veneto e anche in Italia enorme, aveva una reputazione enorme che poi via via ha perso, e tanto di questo è merito di Piero Fabris, a cui tutti i bassanesi devono dare un plauso, devono dare la loro riconoscenza e il loro ringraziamento. Lui si è sempre, dedicato, ha offerto la sua opera per i più deboli, per gli anziani, per cui me lo ricordo come un caro fratello. Ecco, Pietro, e direi che era profondamente attaccato alla sua città, l'ha sempre voluto bene, ha sempre cercato di studiarne anche quelle che erano le storie del passato, di coltivare quelle che erano le memorie. Io vorrei ricordarlo come un amico, aveva la mia età, eravamo della stessa classe e per cui lui mi ha preceduto, ma il ricordo, la commozione che io provo per lui è grande.